Sì, io confermo di aver vaccinato tutti quei bambini, di aver eseguito il mio lavoro. Continua a ripeterlo senza sosta Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria accusata di non aver eseguito le vaccinazioni su 500 bambini a Treviso. Dallo studio del suo legale Paolo Salandina Montebelluna parla e si difende, ma il caso non si ferma. Anzi, dopo gli atti ufficiali dell'ULSS 2, il PM di Treviso, Barbara Sabbadini, ha chiesto formalmente al GIP la riapertura di un'inchiesta dopo l'archiviazione dello scorso marzo. Nessuna indagine su di me, aveva detto poche ore prima. In questo momento non sono indagata, quindi anche le accuse fatte su che base, con cosa, con che dati. Non sono un antivaccinista, anzi a volte ho anche convinto e vaccinato bambini di amiche, colleghe. Vaccinazioni eseguite in presenza di colleghe e dei familiari dei bambini, uno spostamento ad altro servizio in ospedale che non l'aveva insospettita. Ho anche un po' paura di eventuali aggressioni o gente, sì, di essere, tra virgolette, perseguitata da gente, sì, particolarmente violenta. Un'indagine parallela, oltre che nella Marca, si è aperta anche in Friuli Venezia Giulia, dove l'assistente sanitaria avrebbe vaccinato 6.000 bambini. In attesa degli esiti delle analisi a campioni eseguite dall'azienda sanitaria, l'assistente sanitaria ha annunciato la presentazione di una richiesta di risarcimento danni all'azienda sanitaria di Treviso, così come sia lei che il suo legale adiranno le vie legali contro gli attacchi subiti in rete. A un legale si è rivolta anche la direzione generale dell'ULSS, che rassicura le famiglie dei bambini coinvolti. Saranno vaccinati, rivaccinati e saranno fatte anche delle prove del sangue per vedere gli anticorpi, per cui stiano tranquilli che assolutamente non ci sono preoccupazioni.